in collaborazione con FNP CISL Udine. Eccoci qua, puntuali come ogni mercoledì. Buonasera o buon pomeriggio. Vediamo subito chi c'è in studio con noi oggi a Sportello Pensionati. Accanto a me Roberto Duca, che è della segreteria territoriale dell'FNP CISL di Udine, e Ivano Monguzzi dell'FNP di Tricesimo e che è anche agente sociale. Ben arrivati. Vi siete cambiati? In genere vi vedo, no? Roberto seduto di là, Ivano seduto di qua. Stasera avete cambiato postazione. Bisogna cambiare. Oggi, per non fare i conservatori. Ecco, oggi grandi cambiamenti. Come ci sono, mi par di capire, dei cambiamenti anche all'interno del sindacato, anche all'interno dello stesso sindacato appunto dei pensionati, perché ci sono appena stati i congressi, ci sono stati questi confronti, quindi che cosa è cambiato? Iris Morassi l'abbiamo avuta qui la scorsa settimana, quindi rimane sempre, fa da supervisore in sostanza, però sul territorio avete messo delle figure. Abbiamo praticamente fatto i congressi territoriali di zona, chiamiamoli così, quindi la zona Palmarino-Cervignanese, Codroipese, Cividalese, Manzanese, la Tisanese, San Giorgina, e lì abbiamo praticamente eletto gli RLS, che sono i responsabili locali sindacali, che sono, diciamo, i segretari del luogo. E che quindi sono, oltre a tutti chiaramente i volontari, ma loro in teoria dovrebbero essere le figure, no? Sì, le principali figure, di riferimento, alcune vengono anche qua, come l'Anna Pignata, Dentesano. Anche Dentesano, che è di Udine, esatto. Quindi alcuni vengono già qui a Telefriuli. Beh, speriamo di conoscere e di avere in trasmissione anche i nuovi eletti, no, sul territorio. Io getto l'amo, poi vedremo. Di sensibilizzare gli altri a essere presenti a turno qui presso. Quindi abbiamo fatto questi congressi che poi hanno portato a un'assemblea d'area congressuale, che è quella dell'Udinese. Al di là dei personaggi, no? Perché al di là della scelta su chi deve fare che cosa, che cosa è emerso in sostanza, anche cambiamenti per quanto riguarda l'organizzazione, nell'affrontare le problematiche, perché questo che forse magari no, interessa. Abbiamo portato sul territorio ciò che prima si accentrava a Udine e poi Udine doveva in qualche maniera recarsi nelle zone. Quindi l'RLS, adesso dico così, di San Giorgio la Tisana, cercherà nei comuni in cui ha la sua azione di contattare le varie responsabili comunali e quant'altro per vedere a livello di sanità, di situazioni precarie nel territorio loro, quindi fare gli accordi con i comuni, fare gli accordi con le associazioni anche diverse dalla nostra. Ad esempio noi collaboriamo con l'Anteas, che poi vi parlerà Monguzzi, e quindi vedere la situazione, monitorare la situazione nel territorio e risolvere le problematiche che sono in quel territorio, naturalmente anche con l'aiuto di, diciamo, delle persone che sono nell'area di Udine, che come si può dire, si impegnano a gestire e ad aiutare queste persone nel territorio. Da lì la coordinatrice Iris poi nominerà altre 2 persone che l'aiuteranno, anche 3, dipende poi da cosa si andrà a fare nello specifico, per appunto affrontare quelle che sono le problematiche territorio per territorio. Mi sembra e ci sembra una cosa fatta bene e coerente con quello che noi pensavamo di fare, e quindi di conseguenza ora dobbiamo lavorare. Questo è poco, abbiamo già, Roberto, mi dispiace interromperti, ma abbiamo già una telefonata. Sentiamo chi c'è in linea adesso. Ancora prima di dare il via alle telefonate, questa è una cosa che mi fa piacere, perché evidentemente i nostri telespettatori, gli affezionati praticamente alla nostra trasmissione, si prendono per tempo, no? Cercano subito di parlare con voi. Sentiamo chi c'è in linea. Pronto? Buonasera, con chi parliamo?
Signora, io sono molto attiva a voi, brava signora, perché l'altra volta io sono Giovanni di Pordenone, San Quirino. Sì. Si ricorda di me? Quando aveva telefonato lei la volta scorsa? 15 giorni fa, 15 giorni perché fa. era giù, era venuto temporale e io non riuscivo a vedervi, che avevo chiesto delle informazioni. Sì, ecco. Mi avete sempre aiutati, bravi, complimenti. Ecco. E lei ci ha telefonato per farci i complimenti o anche per chiedere qualcosa? No, è una cosa mia molto grave, parlo piano. Sì. Io mi è scaduto l'ISEE corrente il mese novembre. Il 26 con la CGIL di Spilimbergo l'abbiamo rinnovato. È tutto cambiato perché hanno messo dentro pensione, quello che ho avuto e tutto quanto. Prima, signora, quello che ho fatto che scadeva a novembre, l'hanno mandato subito, la risposta. Sì. La CGIL mi hanno detto, che mi hanno chiamato ieri, Giovanni, ancora non è arrivato niente. Secondo voi che inghippo c'è? Cioè, non ho capito. A Ha lei fatto l'ISEE ha fatto l'ISEE nuovo, a gli Spilimbergo sono arrivate e non gli è ancora arrivata la risposta praticamente. Probabilmente se i dati erano corretti e tutto era stato presentato non ci dovrebbero essere inghippi. Naturalmente l'inghippo esce quando c'è qualcosa che manca, ma io penso che la persona che gli ha fatto l'ISEE sia in grado di contattarlo per dire mi manca questo o serve quest'altro oppure venga a ritirare che è arrivato. Di solito funziona così, però contatti pure dove ha fatto l'ISEE per vedere a che punto è e cos'è che manca al limite. Chi mi ha fatto l'ISEE della CGIL Sì. A Spilimbergo. ha parlato anche a Spilimbergo, ha parlato anche con una sua collega di San Vito. Non riescono a capire come mai non hanno mandato nessun esito subito, perché se mancavano documenti mi diceva Sì, beh, certo. viene fuori che non è esatto, mancano documenti. certo. Provi a sentire, non so neanche io cosa dirle. Perché appunto è una situazione piuttosto, non no? ci sono alternative, nel senso che noi non siamo Sono in grado un po' preoccupato, di dare tutto una lì. risposta. Provi alla CGIL, deve andare alla CGIL di in qualche Spilimbergo. maniera a intervenire dove l'ha fatto per vedere quali siano le problematiche che non permettono di conoscere il sì, suo perché ISEE. se le hanno fatto lì le pratiche, se l'hanno seguita lì, devono seguirla anche adesso, se non No, arriva ma nulla, sicuramente- sono loro che devono cercare di capire perché non arrivi nulla. Ma sicuramente no? qualche inghippo c'è, perché se non è che di solito è abbastanza, diciamo, fra virgolette, veloce. È abbastanza immediato, no? La strada da fare, però, insomma, qualche problematica può esserci, tanto per dare una notizia. All'INPS di Udine ci sono dei problemi rispetto a delle pratiche, di cui uno ho visto anch'io, e purtroppo lo stanno rilavorando e hanno queste difficoltà, vuoi per situazioni di mancanza di personale, perché onestamente l'INPS del territorio del Friuli Venezia Giulia è estremamente sotto organico. Abbiamo visto persone Quindi che può sono darsi che ci sia un qualche che inghippo non lì. riescono in qualche maniera e quindi vedranno di fare, che sembra ci sia un concorso a poco, di inserire gente nuova, ma come dico sempre io, la gente nuova va benissimo, però manca la memoria storica della documentazione dell'INPS che non è semplice da gestire. Ecco, e niente, lei abbia pazienza, continui ancora ad andare lì dove le hanno fatto già, perché quella è l'unica possibilità in questo momento, no? Che il Signore ha detto giusto, ma stamattina quella della CGIL mi ha richiamato e mi ha detto che i documenti sono tutti a posto. E allora, attenda ancora qualche giorno. Come dice il Signore, un ritardo dell'INPS. Sì, probabile. Pazienza, santa Voi che siete pazienza. esperti, tutto lì. No, attenda ancora qualche giorno e poi si faccia vivo di nuovo in CGIL. Al Spilimbergo. Va bene. Va bene. Vi ringrazio. Questo è quello che riusciamo a dire. Grazie per aver arrivederci. chiamato. Grazie. E noi siamo molto contenti che lei sia un nostro affezionato telespettatore. Va bene, continui a seguirci.
Non mi manca una trasmissione. Benissimo, grazie. Va bene, grazie. Grazie, grazie per aver chiamato, arrivederci. Allora, ritorniamo qui in studio. Ti ho interrotto, stavi dicendo ancora qualcosa, perché sennò passo la parola No, anche a puoi Ivano. andare, tanto Sì, il posso concetto andare? l'avevamo Sì. articolato. Io con Ivano vorrei avere un aggiornamento su come stanno andando le cose a Tricesimo per il trasporto, l'Anteas, parliamo un po' di questa, no? Di questa associazione che nasce all'interno appunto del sindacato. Esatto, sì, nasce all'interno ovviamente l'Anteas, giusto per ripercorrere velocemente, è un'associazione che ha come riferimento la CISL e l'FNP sostengono in maniera anche importante la possibilità dell'Anteas di lavorare e di fare, e quindi in questo momento è ovvio che di associazioni di volontariato come l'Anteas ce n'è tanto bisogno, perché la gente sta chiedendo in maniera abbastanza forte e precisa aiuto per visite mediche, per i vaccini, per portare a fare i vaccini. Noi stiamo facendo, in modo particolare in questo caso a Tricesimo, molti servizi anche per portare le persone a fare anche la terza dose, e quindi è importante. Molte persone magari fanno fatica a ricordarsi di questo, ma io vorrei ricordare chiaramente anche che possono telefonare tutti i lunedì mattina dalle 10 a mezzogiorno e il giovedì sempre dalle 10 a mezzogiorno a questo numero, che è il 349 1150 938. Chiedere... Ivano, scusami, Sì. lasciamo che vadano a recuperarsi una penna, perché se no li obblighiamo a vedere ecco, la sì. replica, la replica della trasmissione, o una delle repliche. Vediamo se nel frattempo si sono muniti di carta e penna. Puoi ripeti il numero? Quindi 349 1150 938. Non solo per richiedere dei servizi, ma per esempio a questo numero, se ci fossero delle persone pensionati, non solo ma soprattutto pensionati, disponibili a fare il volontario per dare una mano a queste persone, telefonino a questo numero e poi da questo numero daranno a me il telefono per chiamare e quindi fare in modo che ci sia un volontario in più, una volontaria in più, perché c'è tanto bisogno di aiutare persone che sono, qualche volta ci capitano persone sole, ho in mente una signora molto anziana, sola, che è in carrozzina, che non ha parenti, non ha nessuno, e per fare il vaccino ha bisogno che qualcuno magari lo porti, ci chiama, lo portiamo anche a fare visite mediche. Questo è un esempio forse un po' estremo, ma però tante persone hanno bisogno, e c'è bisogno infatti di avere questa possibilità di servizio, e l'Anteas in questo senso risponde ad una parte dei problemi, ovviamente, ovviamente anche grazie al fatto che l'amministrazione comunale di Tricesimo è veramente molto disponibile e ci aiuta reciprocamente. E quindi in questo periodo avete seguito diversi casi? Ogni giorno c'è un servizio, i volontari sono molto attivi, sono una quindicina di persone che girano, fanno, io li coordino, però insomma c'è tanta disponibilità e soprattutto lo fanno gratuitamente, senza chiedere neanche rimborsi quando usano la macchina. Quindi questo mi sembra un dato importante. Una società, si dice, democratica ha bisogno di volontari, di gente di questo tipo che aiuta le persone che hanno bisogno. Questo è un dato molto positivo e molto importante. Ci facciamo una piccola pausa per la pubblicità, ci ritroviamo qui in studio tra qualche istante, rimanete con noi. Ed eccoci nuovamente in studio, possiamo dare il via alle telefonate 0432 5735 17 oppure inviare sms al 351 5705 687, lo vedete in sovraimpressione. Allora, in attesa di messaggi perché mi pare che dalla volta scorsa non sia rimasto nulla, siamo riusciti, pensate che bravi, siamo riusciti a dare risposte a tutti. A dare risposte a tutti. Sì. No?
c'era ancora una cosa in sospeso, vedi che mi sono dimenticata. Abbiamo una telefonata anche, bene. Allora sentiamo chi c'è in linea, diamo priorità alle telefonate e poi vediamo il messaggio rimasto dalla scorsa settimana, perché dobbiamo chiaramente dare risposte a tutti. Chi c'è in linea? Pronto? Buonasera. Pronto, buonasera. Mi chiamo Francesca, chiamo da Povoletto. Io volevo sapere, per mio marito, 58 anni, ha versato contributi, adesso è disoccupato, stiamo versando contributi volontari. Nel mese di marzo siamo a 41 anni di versamento. Visto che è disoccupato, può andare in pensione? Può comunque, la pensione vecchia pensione di anzianità arriva a 42 anni e 10 mesi, quindi su quello è un po' lontano, però potrebbe valutare seriamente, essendo disoccupato, anche l'APE social, però è ovviamente che permette di andare anche prima, però è ovvio che per fare una cosa di questo tipo non possiamo farlo adesso direttamente. Certo. L'idea migliore è quella di prendere, fissare un appuntamento di Povoletto, quindi può andare a Cividale o può anche telefonare a Tricesimo e fissare un appuntamento per verificare con precisione. Guarda che bravi in regia, guarda che bravi in regia, esatto, che mostrano... I telefoni sono riportati benissimo in questa bacheca che viene riportata, e quindi telefonare, chiedere un appuntamento specificando però quello che ci ha detto per telefono, e cioè che è disoccupato, che ha 41 anni circa di contributi, perché penso che sia una situazione che può avere degli sviluppi magari anche positivi. Sì, quindi secondo te magari ci sono delle possibilità, sì, perché con hai sentito, sta facendo quella che chiamiamo APE versamenti. social, che permette di andare prima con meno contributi dei 42 anni e 10 mesi, soprattutto in una condizione dove uno è disoccupato. E quindi però è da vedere, da valutare. La situazione complessiva. No? Ecco, ha sentito signora, è bene far vedere le carte, però almeno così, dai giudizi così, sul momento, senza conoscere effettivamente bene. Potrebbe essere quella strada lì, la strada magari che lo porta... Comunque signora, lei quando ha fatto le pratiche per pagare i contributi volontari, l'ha fatti lei autonomamente all'INPS oppure si è rivolta a qualche patronato? No, al patronato. Bene. Quindi il patronato a Cividale, Udine, magari anche una telefonata a Tricesimo riesce a trovare un appuntamento. Sì, dove ha fatto già la pratica, vale la pena. Quindi ancora più chi ha già fatto la pratica, sono a Cividale. Così ha già in mano quello che è accaduto fino ad ora e quello che dovrà fare da ora in poi, insomma, no? Per permettere al marito di andare in pensione. Grazie mille, buonasera. Grazie a lei signora per aver chiamato, buonasera. Vediamo il messaggio avanzato. Ho iniziato nel 1982, da un mese sono disoccupato. Nel settembre del 2023 avrei 41 anni di contributi. Ho diritto ad andare in pensione come lavoratore precoce? Altro caso analogo, no? Più o meno. 41 anni è comunque poco. Ha iniziato nell'82. A meno che non è la condizione di quello. Però è disoccupato È disoccupato e quindi... È ancora... adesso. Vale lo stesso discorso che abbiamo fatto prima. Per il signore di Pagnacco, esatto. no? Sì, salvo che non accada qualcosa nel frattempo certo. e che escano con qualche nuova legge sull'uscita per le pensioni, insomma, no? Però non avendo ancora certezza... No, non mettiamo, no, perché già non avendo ci sono... ancora certezza, dico io, i 42-10 ci sono e l'APE social c'è. Sì, esatto. Questi sono mi gli sembra, strumenti in mano. lasciate ogni speranza voi che entrate, no? Non dovrebbero, speriamo, modificare dovrebbero nulla far danni, di queste due cose, APE social e 42 Quelli anni rimangono gli strumenti ad ora disponibili. Quindi non togliamo la speranza. Se La speranza è l'ultima a morire, speriamo che facciano qualcosa di buono, dai. Ecco, comunque anche per questo, quindi non so adesso di dove non mi ha scritto di ecco, dove. Che venga, telefoni al patronato, a Tricesimo, a Udine, a Cividale, dove la zona sua dove abita, in modo tale che possa fissare un appuntamento, perché ripeto, per valutare, si fa solo
su appuntamento, non è più possibile fare quello che si faceva una volta, dove si arrivava, c'erano 20 persone in coda ad aspettare. Questa cosa non si può più fare. Beh, meglio che così uno non sta lì in coda ad aspettare. È uno in dei sostanza. pochi aspetti positivi del Covid, possiamo dire, che è quello che si lavora su appuntamento. Esatto, Se allora, uno ha fretta, no, non ha voglia di stare lì in coda, magari se uno certo. invece non ha fretta ha anche piacere di stare in coda e Esatto. scambiare 4 chiacchiere. Comunque, insomma, adesso la situazione è quella, si prende appuntamento. In attesa di altre telefonate e messaggi, parliamo delle manifestazioni unitarie, appunto sui contenuti della legge di stabilità che attualmente è in discussione. Chi me ne parla? No, vai pure. Sì? No, ma va bene, Duca, vai. Chi parla allora? Duca. Diciamo che Roberto, per quanto via. riguarda le novità che abbiamo avuto anche adesso, con manifestazioni anche a Roma, poi come persona sono stato giù anche coinvolto all'incontro con CGIL e CISL UIL, dove c'erano i nazionali CGIL e CISL UIL, sul fatto adesso di vedere cosa fare per gli interventi per rendere, diciamo così, la busta paga, ma non solo quella, ma anche la tassazione delle persone e dei lavoratori dipendenti e dei pensionati un po' più morbida, in modo che abbiano qualcosa di... E quindi le azioni che sono state messe in campo in qualche maniera hanno aperto questo tavolo di concertazione che già ieri non è andata molto bene, tanto per essere chiari. Ecco. Questi benedetti 8 miliardi che girano, che dovrebbero servire a rendere la vita un po' più, fra virgolette, facile dal punto di vista della tassazione, quindi dell'applicazione dell'aliquota IRPEF, ai lavoratori dipendenti pubblici e privati e pensionati, è rimasta un po' lì con il rappresentante del governo Franco, no? Che è il ministro, no? Il sottosegretario, cos'è? La prima riunione andata non è andata a finire bene, anzi le cose non sembrano siano come erano in qualche maniera partite, quindi già CGIL e CISL UIL pensano a delle azioni di sciopero e di quant'altro nei confronti del governo per trovare soluzioni da questo punto di vista. Ecco, più o meno questo è quello che Quindi nessun emerso. punto di incontro, nulla? No, il tavolo bene, siamo partiti bene, però al primo Sì, perché al primo sembrava incontro, che ci fosse una certa disponibilità. un'apertura dal punto di vista del governo per trovare una soluzione che però non ha avuto esito, fra virgolette, positivo, e quindi vediamo se ci saranno ancora altre notizie imminenti, domani ormai o dopodomani, per vedere se c'è una possibilità di ripartenza oppure se proprio si va alla chiusura e quindi alla manifestazioni che poi speriamo andremo, di no, speriamo che non servano, speriamo no? che non servano, che anche perché la mediazione serva. vista la situazione del peggioramento della appunto. situazione Covid, Non è il caso di andare a diventerebbe creare... un problema, diventerebbe un problema. Appunto. Sentiamo chi c'è in linea adesso. Pronto? Buonasera, con chi parliamo? Pronto, buonasera. Mi chiamo Patrizia, chiamo dalla provincia di Udine. Da Vorrei- dove? Da dove, signora Patrizia? Ce lo vuol dire? No? Sì. È lo stesso. No, non è un problema, dai. È solo non è una curiosità obbligatorio. personale. Non è Ecco. obbligatorio. sì, va bene, dai al micco. Ecco, prego, signora Patrizia. Allora, volevo chiedere, mio marito ha lavorato per 42 anni e tot mesi e ha conseguito la pensione, però negli ultimi anni percepiva un'invalidità di lavoro, quindi aveva la pensione anche di invalidità a causa un infortunio sul lavoro. È andato in pensione perché aveva fatto questi 42 anni, però percepisse questa invalidità. La pensione, gli hanno detto, nonostante i 42 anni, l'avrà a 67 anni. Adesso volevo chiedere, deve rifare la domanda oppure viene d'ufficio da quella che prendeva di invalidità a quella di lavoro? Oppure dobbiamo rivolgerci a un patronato? no, Grazie. Forse è meglio. Sempre Sì, meglio rivolgersi a ha un diritto alla sua patronato. pensione di anzianità a Certo. 42 anni. Pensi 10 lei mesi. che è la stessa INPS a suggerire di rivolgersi a un patronato, perché i patronati sono preparatissimi per riuscire appunto a risolvere le situazioni. Quindi diamo... Scusi, So, ma a più di siamo- qualcuno
arriva questo suggerimento? Posso dirle, Sì. ci siamo rivolti all'INPS e Sì. l'INPS ha detto che non serve, che la domanda viene praticamente d'ufficio, però il patronato dice no, devi fare la domanda, cioè siamo su questo, non sappiamo se fare la domanda o meno. Allora, signora, Io, se fossi in lei, andrei da un Certo, patronato, certo. prima cosa. per andare in E pensione poi- ci vogliono 42 anni e 10 mesi. Esatto. Suo marito Sì, l'ha questo- raggiunta? Se l'ha raggiunta ha diritto alla pensione. Sì, Quindi, E quanti anni ha suo marito? mio marito fa 67 fra pochi mesi. E allora si rivolga a un patronato e manda avanti le pratiche. mandare subito. avanti immediatamente? Subito al patronato e non ascolti l'INPS, ascolti il No, patronato. no, vada avanti. Ecco, ho fatto bene a suggerire. Certo. Querido, aspetta, Imparo da Grazie. voi. Sì. Grazie mille, buon Niente. lavoro. Signora, grazie per aver chiamato, signora Patrizia. Mi raccomando, faccia subito, si rivolga immediatamente perché sì, è un assurdo se fra pochi mesi compie i 67 Sì, va in anni, pensione di ha già i vecchiaia. 42 anni. Sì, ha già quasi la vecchiaia, è Sì, praticamente arrivato appunto, alla ha già la vecchiaia. vecchiaia, quindi... Ma vada a vedere immediatamente, lasci stare tutto Grazie. domani e vada a controllare. Signora, grazie, Grazie, per aver buonasera, chiamato. buon lavoro. Grazie, grazie. dov'è la signora Grazie. di Ialmico o di Alnico? Non ho capito, Ialmico. non l'ho mi pare. capito. Adesso ha... prima non voleva dirci da dove sta Alnico, chiamando. se no sarebbe anche Udine, insomma. O Martignacco. Perché dipende se è al Nico o se è Ialmico, non sono arrivata a Se capire al Nico bene. potrebbe andare a Martignacco o a... Noi stiamo qua a Tricelli. sfrucugliare, vediamo Sì, chi sì, c'è. vediamo chi c'è. Chi c'è invece in linea. Pronto? Buonasera. Ah, non c'è? Vedevo, ero convinta ci fosse una telefonata. Sì, quindi si diceva, se è al Mico va da una parte, se è al Nico va dall'altra. Va dall'altra. No? Quindi Ialmico Palmanova, Al Nico. al Nico Martignacco, Tricesimo, Udine, insomma. Ecco. Sì, prego, prego. No, Ivano, mi stavi... diciamo, no, è interessante questa cosa delle telefonate, anche nel senso che faccio un dato di merito alle donne, no? In questo senso mi permetto. Ah sì, le donne che Cioè, telefonano sono per- le donne che chiamano, Bravissime. la moglie che chiama per il marito, io vorrei dire a questi Bravissime. signori che le donne molto brave, ma gli uomini, insomma, parlando da parte degli uomini, dico, ma no, prendete il telefono, venite al patronato, chiamate il patronato, ma voi direttamente... Se le donne vogliono intromettersi, si danno da fare, Però, lasciamo che si diano da fare, diamoci da fare. Tanto di cappello le donne che telefonano. Hanno l'iniziativa. Direi assolutamente sì. Noi siamo combattive, No, è su noi questo donne. per dire, si potrebbe dire che per esempio, non so se avevamo avuto occasione, ma possiamo ripeterlo, che anche se dipende dai casi, l'opzione donna dovrebbe esserci ancora, Sì. Sì. rinnovata, e quindi in questo senso è interessante che le persone che hanno i loro 58 anni... Anche se le donne stesse del sindacato nicchiano un po' su opzione però, donna. Secondo me noi dovremmo non pensare alla convenienza o meno, che è molto soggettiva. Certo, perché infatti, ci possono evidente, essere sì. donne che sono stufe, Sì, che sono così, stanchissime, di infatti. Lavorare, Anche e che Iris hanno la magari scorsa- il marito certo. che ha o sta andando in pensione o ha un buon reddito, e potrebbero invece decidere di stare a casa, anche con una cosa che sappiamo, la perdita è abbastanza importante. Poi per esempio non conta la disoccupazione, non conta la malattia nell'arrivare ai 35 anni. Sì. Però Lo stesso ragionamento che ha fatto Iris la scorsa Esatto. settimana, proprio per quanto riguarda opzione donna. è un'opzione che si può valutare. Dobbiamo farci una piccola sì, sì, pausa. Sì, dobbiamo farla, ci vediamo fra poco. Certo. Ed eccoci nuovamente in studio. Sentiamo chi c'è in linea adesso. Pronto? Buonasera, con chi parliamo? Buonasera, senta, io chiamo per un'amica, vorrei sapere se una pensionata con una pensione sotto i 1.000 euro, naturalmente non supera i 13.000 euro l'anno, e se ha diritto anche alla 14ª. Certo, assolutamente Certo, sì. deve solo andare, purtroppo le devo dire le stesse cose di prima, presso il patronato con il reddito, e in base al reddito avrà la quota di 14ª prevista, a seconda del reddito che ha. Va Meno bene. prende. Ma l'importante è che faccia questo tipo di lei non passaggio. l'aveva mai presa la 14ª?
o è solo da quest'anno che si è posta il problema? Sì, questa amica ha detto che non l'ha mai presa, non è, sì, non Non ha neanche Ma da mai quanto chiesto. è in pensione la sua amica? da tanto, ha 77 anni. Dio. E come mai? E può darsi sia al limite del reddito, può darsi sia al limite del Sì, reddito. bisogna vedere esattamente perché può far scattare Sì. il meccanismo se ha delle proprietà o cose di questo tipo. Perché poi bisogna vedere queste cose qua, è meglio che vada al patronato, che veda sulle richieste che le faranno, perché qualche volta basta una piccola cifra che vada oltre che non la piglia, quindi è meglio andare a bene. vedere e valutare. Grazie. Da dove buonasera. chiama lei, mi scusi? Martignacco. Da Martignacco, quindi c'è... Può andare anche a Martignacco, Anche a Martignacco il giovedì dopo le 5:30, 6. Sì, dalle 5 alle 7. Dalle 5 alle 7. Chi c'è a Martignacco? Manazzone? Manazzone. Manazzone, no? Manazzone. Presso il teatro? Adesso l'hanno perché messo là. prima era presso il comune, adesso Adesso io- è presso il teatro. Dovrebbe essere. C'è un teatro a Martignacco con un nome sì, particolare. che io non mi ricordo, sinceramente. Adesso non mi ma viene non su. me lo ricordo. Comunque, giovedì, Comunque no? sì. Hai detto giovedì. Quindi domani mattina vada subito a vedere lì a Martignacco da Manazzone e si faccia spiegare bene la situazione della signora, sì, a vedere che cosa, Anzi, per quale oggi motivo non percepisce insomma la 14ª. Va bene. Oggi Mille doveva- grazie. buona Grazie a serata. lei signora Grazie. per aver chiamato, buonasera. Manazzone la sente che oggi deve essere qua, ma per impegni Sì, suoi. c'era lui, doveva Ah, tra essere lui, l'altro, sì. Tra oggi l'altro, doveva sì. essere proprio Manazzone in Monguzzi l'ha trasmissione. sostituito. Perché prima era in comune a Martignacco, poi hanno cambiato, ma non Poi deve avere cambiato. Il teatro non mi ricordo come si chiama. Non mi sovviene, guarda, non riesco a ricordarmi. Comunque andiamo avanti con la trasmissione. Abbiamo detto manifestazioni unitarie. Volevo quindi dire sindacati ancora una pronti a cosa, scendere. Sì, prego. che già da prima dell'estate del 2021 circolava già in giro, però ad oggi non è ancora definito, è arrivato un nuovo bonus fino a un massimo di 800 euro per le persone, lavoratori separati o divorziati che sono costretti dal giudice a pagare le quote alla moglie per il figlio e che magari perdono il lavoro, sono in cassa integrazione, non prendono i soldi. C'è questo bonus che può essere richiesto rispetto a delle caratteristiche. Purtroppo ad oggi non è ancora uscito, diciamo così, le linee per cui poi uno può fare la domanda e ricevere i soldi. E quindi siamo lì in attesa che il governo emani qualcosa, ma al momento è fermo. So che, ve lo dico perché si sono rivolte a me sia nel Cividalese sia a Udine persone che hanno queste caratteristiche e sono ferme al palo con problemi, diciamo, di gravi secondo me. Perché Abbiamo un messaggio, Paolo da Rivignano, in merito al principio della cristallizzazione. Varrà anche per quota 102 oltre che per quota 100? Non l'hanno ancora fatto Non la hanno- nuova quota 102, però no, pensiamo di sì, ma non abbiamo la certezza. Pensiamo di sì. suppone. non abbiamo la sfera. Esatto. Probabilmente sì, perché di solito in queste situazioni Sì, viene quando- fatta la cristallizzazione, però sì. dirlo con sicurezza matematica che devono ancora approvare la finanziaria con le nuove regole è francamente difficile. Allora, ci mancano 3 minuti, dobbiamo parlare di perequazioni, no? Ah, sì, sì. Chi parla? Roberto? Io ho qualcosa sulle perequazioni, ma diciamo che me l'ha mandata Toniutti, ma io volevo fare, se è possibile, un excursus velocissimo prima, siccome siamo vicinissimi alla partenza Infatti. dell'assegno unico, no? Quindi- Parliamo... Sì, sì, sì. c'è anche perché, l'assegno unico, sì. ormai la gente comincia a chiedere, ci sono delle linee guida, ma ancora non sono definite al 100%. Quindi sappiamo che dal 1° di gennaio 2022, con domanda che verrà fatta a marzo 2022, con scadenza febbraio 2023 in base all'ISEE, quindi la domanda deve essere fatta da marzo in poi, con l'ISEE e quant'altro, e naturalmente con questo segno unico che verrà dato alla famiglia, diciamo, o a chi ha diritto, dal 7° mese di gravidanza fino, per caratteristiche particolari, fino a 21 anni, se il figlio o quant'altro lavora, lavora così fino a 8.000 euro all'anno e studia,
questo assegno unico che verrà diviso in base a quest'ISEE. Naturalmente nell'assegno unico è compreso sia le detrazioni fiscali per i figli, il bonus natalità, il bonus bebè, gli assegni familiari, gli assegni comunali e quant'altro, quindi non si avranno più questi, chiamiamoli, possibilità di richiedere bonus o altro, ma verrà compreso tutto in questo assegno unico. Chi ne ha diritto, il cittadino italiano extra UE con diritto di soggiorno, permesso di lavoro per attività oltre i 6 mesi di permesso, ricerca di lavoro superiore ai 6 mesi e quant'altro. Ci sono delle caratteristiche che devono avere per fare questa richiesta, quindi ricordiamoci che da marzo si può fare la domanda, partirà con i soldi da gennaio e poi si ritrasmetterà per ogni anno sempre. Fine febbraio, primi di marzo, la nuova domanda con il nuovo ISEE che verrà fatto ogni anno per poi chiedere l'assegno unico. Chi arriverà dopo, dal mese successivo della domanda partirà l'assegno, quindi se uno arriverà a luglio, agosto, a settembre a fare la domanda, naturalmente poi quello partirà dal mese successivo alla domanda, dal primo giorno successivo alla domanda. Ecco. Non è previsto, e qui ho visto anch'io nelle carte, non è previsto, come già accadeva per gli assegni familiari precedenti, la possibilità di andare indietro di 5 anni per chiedere se ne avevo il diritto. Quindi lì il diritto è ogni anno, dovevi richiedere, ciò che non richiedi è andato. Siamo giunti al termine, non posso fare altro che salutarvi. Va bene. Dire anche degli aumenti previsti. Sarà di poco, 1,7. Ne parleremo magari. Ecco, non c'è tempo. Dobbiamo chiudere. Diciamo 20 che secondi. in realtà noi chiediamo ancora di più, perché non è 1,7. stata riportata la base di calcolo, sulla base di calcolo, ma è troppo poco tempo per Parliamo la prossima volta, via, cosa. Dobbiamo chiudere. Grazie a Roberto Duca, grazie a Ivano Monguzzi, grazie ai nostri amici telespettatori per averci seguito. Ci vediamo puntuali mercoledì prossimo, sempre in diretta alle 18:15 con lo Sportello Pensionati. Arrivederci alla prossima settimana. Arrivederci. In collaborazione con FNP CISL Udine.